Ti è mai capitato di sentirti improvvisamente felice e scoprire che il merito era di un odore meraviglioso captato nell'aria? O di sentirti tutto a un tratto in preda alla malinconia e renderti conto che qualcuno nella folla aveva addosso il profumo del tuo o della tua ex? Gli odori hanno un potere straordinario su di noi, perché sono invisibili e ci dimentichiamo quasi di loro. Ma quando hanno frugato nella nostra memoria, quando hanno riportato alla luce emozioni e ricordi sepolti in tutta la loro intensità, è troppo tardi. Siamo completamente in loro potere. E questo potere gli odori ce l'hanno da quando esiste la razza umana, su ciascuno di noi. Famosi e non, artisti, scrittori, re, regine, persone comuni, condottieri, cortigiane, rockstar. Perché la connessione con gli odori, con l'olfatto, è una connessione con la nostra parte più antica, più autentica. E dietro ogni personaggio famoso che crediamo di conoscere c'è sempre un essere umano appiattito in un'immagine bidimensionale, perché la storia la fanno i cronisti, non chi viene raccontato. Grazie ai profumi che hanno amato, però, possiamo ricostruire un pezzetto delle persone che stanno dietro a questi personaggi e scoprire la loro storia da un'altra prospettiva, più umana e anche più profumata. Io sono Roberta Deiana e questo è Il profumo del destino, un podcast che racconta storie di persone a cui un odore o un profumo ha cambiato la vita.